In compagnia di Ray Flaminio, una sconfitta per 4-1, già nel primo tempo sotto 3-0, un po' di passività in attacco, avete fatto fatica a reagire. Sì, abbiamo fatto un po' di fatica a reagire, l'importante è che nel secondo tempo siamo entrati con una mentalità diversa, abbiamo cercato di portare un ritmo alto e continuo fino alla fine, infatti penso che si è visto anche dei miglioramenti rispetto al primo tempo. La difesa bisogna parlarsi di più, in attacco finalizzare. Ecco, dopo la vittoria di Valdagno, un passettino indietro questa sera, forse cominciano a mancare anche un po' le energie, stiamo arrivando alla fine della stagione. Sicuramente tra 19 a 2 le energie continuano a scendere, ma lavoriamo tutta la settimana, siamo carichi subito testa sabato, partite importanti, punti importanti e l'obiettivo è sempre quello di arrivare più in alto possibile. Appunto sabato la sfida al Tiene, campioni di Coppa Italia di A2 in carica, come ci arrivate in una pista anche difficile come quella di Tiene? È difficile, ma noi abbiamo rispetto di tutti ma paura di nessuno e arriviamo là per fare 3 punti. Grazie mille.